Io credo che sia quanto mai urgente che la Chiesa entri nella vita della società, in questo caso anche affrontando quelle grandi sfide che sono le sfide di tutti. E alla Chiesa interessa tutto l'umano, in particolare quando ci sono sfide come queste che toccano l'umanesimo, toccano l'ecologia, toccano le grandi sfide relative all'ambiente. Noi ci troviamo in un cambiamento d'epoca e al dire che grandi sfide significa che per la prima volta nella storia l'uomo si trova di fronte a situazioni gigantesche. Possiamo con le nostre mani distruggere l'umanità e il creato, con il nucleare, con le tecnologie emergenti ed anche con il clima. Ecco perché è importante che il messaggio della Chiesa possa dialogare con la realtà umana per poter essere al servizio dello sviluppo sostenibile della Terra e del pianeta. Ecco perché è importante. Il rischio che oggi abbiamo visioni corte, visioni che arrivano sino ai nostri confini, ai nostri interessi e non vanno oltre. Papa Francesco in questo contesto ci ha offerto una nuova visione straordinaria attraverso una finestra con due aperture. L'una, la Laudato Si, che è la visione del pianeta come la nostra casa comune. L'altra finestra, Fratelli tutti, è la famiglia che abita questa casa che deve curare, custodire e arricchire. In questo senso Papa Francesco ci offre quella visione di cui tutti abbiamo bisogno e che fino ad ora nessuno aveva delineato in maniera così chiara. Ecco perché io vorrei sottolineare anzitutto questa visione larga di cui abbiamo tutti bisogno. Papa Francesco non è stato il primo tra i cristiani a trattare il tema ecologico. Fu negli anni al termine del secolo scorso il patriarca di Istanbul, prima di Demetrios e dopo Bartolomeo. Papa Francesco è arrivato successivamente e però ha trattato in maniera larga, completa, questo tema. In questo senso un ricordo personale: quando ero presidente della Commissione per l'Ecumenismo nella Conferenza Episcopale Italiana e si doveva decidere la giornata per la salvaguardia del creato, io proposi ai vescovi italiani di scegliere il 1° settembre, che è la giornata scelta dall'ortodossia, perché dissi: loro l'hanno scelta per primi, noi ci uniamo a loro. Ed è diventata la giornata di tutti i cristiani.